Salve a tutti, è con noi Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio Acque Risorgive. È con noi in questo momento perché il momento è terribile, è il momento peggiore dell'anno dal punto di vista delle esondazioni, degli allagamenti, delle alluvioni, perché è il mese in assoluto, ottobre ma anche novembre, sono mesi terribili per le piogge. E mappiamo quindi con lui le zone più critiche della provincia di Venezia. Carlo Bendoricchio, intanto perché accade e poi quali sono le zone più a rischio? Buonasera. In un territorio le possibili cause di un rischio idraulico sono molteplici. Allora, può esserci il rischio idraulico perché c'è una fognatura che non funziona bene, è un rischio idraulico localizzato che però magari porta a grandi disagi nei numeri delle persone interessate. Può esserci poi un rischio idraulico che dipende dalla inefficienza o la cattiva funzionamento di un canale ma non arginato, oppure per il cattivo funzionamento di un canale arginato. In questo secondo caso può anche succedere che ci sia una rottura, magari anche non in una condizione di particolare piena, dipendente da qualche fonte esterna che possono essere animali, gambero rosso o nutria, e quindi a quel punto il disagio, anche magari non aspettato, può essere molto più rilevante. Stessi problemi anche per i fiumi, immagino. Sicuramente canali o fiumi arginati. Quindi l'esondazione o la rottura di un argine possono anche essere le altre cause. Ecco, in particolare le fognature in quali situazioni nel comune di Venezia e nella provincia, in quali situazioni il territorio rischia? Beh, io credo che un po' tutto il territorio della provincia di Venezia, ma tutto il territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive abbia una criticità diffusa in termini di fognatura bianca. Quindi le fognature sono sporche, non sono tenute bene? Ma le fognature, indipendentemente dal fatto che siano sporche o pulite, sono un problema per il clima che si sta manifestando in questo periodo. Le famose bombe d'acqua di cui abbiamo sentito parlare tanto quest'estate e comunque negli ultimi anni metterebbero in difficoltà un qualsiasi sistema di fognatura, sia esso pulito o sporco. Ecco, però diciamo che ci sarebbe bisogno di intervenire sulle fognature. La fognatura sconta anche un altro problema, che è quello che non si vede, no? Allora, un canale quando non è ben manutentato, non facciamo il taglio, veniamo sollecitati a farlo, e quindi se non è già in programma si interviene in quel momento. E cosa cosa c'è dentro? Ecco, in una fognatura invece, non vedendola, non ci si domanda che cosa c'è, e quindi può capitare un po' di tutto. Il Consorzio però non può fare molto per le fognature. Il Consorzio può aiutare le amministrazioni comunali a redigere piani delle acque, a studiare il sistema fognario. In quelli che abbiamo fatto, molti nella provincia di Venezia, ma anche gli stessi comuni si sono attivati in questo senso, è un'indagine della fognatura, e dalle video ispezioni che andiamo a fare si nota che sono molto interrate, quindi intasate. Ecco, in particolare Favaro, no? È una zona che recentemente ha avuto problemi con le fognature. Favaro è un punto dove ci sono dei problemi delle fognature, lì c'è un sistema di fognatura mista addirittura, quindi sconta anche il tubo alla doppia funzione. Comunque in generale si può vedere all'interno dei tubi delle fognature che ci sono dei tratti interrati e degli attraversamenti di altri sottoservizi, di altre fognature nere, per esempio non è il caso di Favaro in questo. Il nostro tempo è finito, concludo qui, abbiamo segnalato Favaro, però ci sono anche molte altre zone che potrebbero essere a rischio nel caso di una bomba d'acqua, ricordatevelo questo, non si può fare granché. E rimanete con noi, seguiteci in queste puntate perché nei prossimi giorni parleremo anche di altri punti critici.